Allora signori, vi do il benvenuto a nome di tutti i soci del Circolo Nautico. La prima cosa è doveroso ringraziare tutti voi che oggi ci avete fatto questo regalo di essere presenti. È un momento importante per il Circolo Nautico che compie quest'anno 75 anni, una delle realtà sportive più antiche della città di Chioggia. Nasce nel 47, poi ufficialmente nel 49, ma nel 47 da un'idea di alcuni amici che per lo più pescatori rientravano a vela, allora si pescava a vela, e gareggiavano per arrivare primi a vendere il pesce. E magari, visto che in quel periodo nessuno pensava andare per diporto, decidono di fondare appunto un'associazione sportiva che nel 49 viene ufficializzata dalla FIR, nasce così lo Yacht Club Chioggia e piano piano cresce. 10 anni dopo la fondazione abbiamo avuto questa sede dove siete ospiti oggi, e negli anni il Circolo Nautico ha fatto in particolare della scuola vela il suo fiore all'occhiello. Sapete che in Italia esistono 750 scuole vela. Per il secondo anno consecutivo il nostro circolo si è classificato tra le prime 50 come numero di alunni che hanno frequentato questa scuola. Facevamo due conti e abbiamo visto che in tutti questi anni i ragazzi che sono passati attraverso la nostra struttura con i nostri istruttori sono oltre 15.000. Abbiamo avuto 150.000 regattanti che sono passati di qua, e quindi siamo una realtà che, insomma, devo dire, ha dimostrato nel tempo di essere una realtà solida. Oggi si avvicina questo anniversario particolare, per noi è un onore, i nostri 300 soci ci hanno incaricato di portare avanti alcune manifestazioni, e quindi iniziamo oggi con questa conferenza l'apertura, diciamo così, dei lavori. Questa mattina presso la sede del Circolo Nautico Chioggia in Calle Santa Croce si è tenuta la presentazione dei Sette Mari, la kermesse di eventi organizzata in collaborazione tra la Marina Militare, il Comune di Chioggia, la Regione Veneto e il Circolo Nautico stesso, nella figura in particolar modo del comandante Oscar Nalesso, in onore dei 75 anni del Circolo. A dare il via alla presentazione il vicepresidente del Circolo Nautico Di Francesco Alessandro, seguito poi da Oscar Nalesso, dal vice sindaco Elena Zennaro e dal comandante della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Chioggia, Alessio Palmisano. Un onore per il Circolo poter ricordare questa importante ricorrenza con un evento di questa portata che coinvolge direttamente la Marina, che porterà al porto di Chioggia un cacciamine che porta proprio il nome della nostra città. Stupisce la serie di eventi per la varietà di temi che hanno come fulcro il mare, per il numero delle persone di valore che interverranno e per il coinvolgimento che può avere su un pubblico variegato. Una grande disponibilità e collaborazione per il team che si è creato nell'occasione, che vede come indispensabile l'opera della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Chioggia, intervenuta in conferenza con il comandante Alessio Palmisano, figura chiave per le attività del mare e della costa della nostra città. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Da domani fino all'11 ottobre le strade che portano a Chioggia si rifanno il look, sempre che il tempo lo permetta, e lo rifanno in orario notturno, cioè dalle 20 alle 7 del mattino, per consentire agli operai di lavorare in sicurezza. Si tratta degli svincoli che portano dal nostro territorio alla strada statale 309 Romea. Ci saranno quindi delle deviazioni che leggete sul testo. Si tratta comunque di un respiro di sollievo per la sicurezza di chi percorre quei tratti, che sia in auto ma soprattutto in moto. Non dimentichiamo poi che sono molti coloro che usano la bicicletta come attività sportiva e percorrono anche la Romea, entrando dagli svincoli di qui sopra, pericolosi quindi anche per loro. Si sollecita però il ripristino della segnaletica orizzontale che sul tratto asfaltato nuovamente verso la Romea su Viale Mediterraneo, almeno fino a ieri, non era ancora stata ridipinta.
Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Dunque, vi proponiamo una notizia che ci è sfuggita. Questa notizia risale al primo consiglio comunale di settembre, dove il capogruppo del Partito Democratico Lucio Tiozzo interpellava il sindaco se era a conoscenza che il procedimento, l'iter di bonifica della ex discarica di Valdario praticamente avrebbe avuto una conoscenza all'interno della COP che si occupa di questa benedetta bonifica, in cui ha detto che si stava andando verso una soluzione sarcofago, e cioè praticamente invece di bonificarla di chiudere tutto col cemento, non so con cosa in pratica, no? Allora, facendo un riassunto delle puntate precedenti, di questa discarica l'Italia, non il comune di Chioggia ma l'Italia, e di conseguenza anche il comune di Chioggia, aveva tanto c'è anche sul cartello che vi mettiamo in evidenza, c'era una procedura di infrazione per cui l'Italia pagava, finché non faceva la bonifica, 500.000 euro all'anno di multa all'Unione Europea. Questa cosa poi sembrava che fosse fermata in quanto la procedura di bonifica era iniziata. C'è stata anche una ulteriore conferenza stampa 2 anni fa, con la quale anche il sindaco con altri, l'autorità portuale, c'era anche l'assessore regionale, adesso mi sfugge il nome, che diceva sotto che appunto stavano facendo questa procedura di bonifica, tra l'altro con un sistema ipertecnologico, facendo in modo tale che anche chi ci lavorava non correva il minor rischio, perché in alcune campionature era stato trovato l'amianto. Adesso è proprio a causa dell'amianto che il costo di bonifica è salito alle stelle, e secondo quanto ha chiesto il consigliere Dem Lucio Tiozzo in consiglio comunale ai primi di settembre, né il ministero né l'autorità portuale si voleva accollare l'ulteriore spesa, che è di parole testuali di Lucio Tiozzo, una pacca di milioni. Ecco, vorrei ricordare che la bonifica, vi metto nel link in descrizione, addirittura faccio una playlist della bonifica, c'era ancora il consigliere regionale Lucio Tiozzo e Carlo Alberto Tesserin, ed erano stati stanziati complessivamente tra regione, che mi sembra che abbia messo a disposizione qualche milione di euro, è stato la cifra mostra di 29 milioni di euro per la bonifica. Ecco, allora personalmente non abbiamo, tante volte si sente qualcuno dice ma costa troppi soldi, siccome noi non abbiamo, noi popolino, noi diciamo non abbiamo conoscenza di quanto può costare asfaltare 1 chilometro di autostrada, oppure fare una rotatoria, oppure finire un ponte, tanto per essere chiaro, quindi non possiamo sapere quanto effettivamente possa costare. Però a fronte di tutta una serie di impegni che sono stati presi, tra l'altro anche dal sindaco Mauro Melani in commissione, con tutta una serie di attori, autorità portuale, ministero, assessori regionali, a questo punto quale sarà la soluzione? Il sindaco pare che abbia risposto che se ne occupava lui, vedremo quali saranno i sviluppi. Ricordiamo che la ex discarica di Valdario, di cui praticamente non ne aveva mai parlato nessuno, e anche di questo praticamente è assolutamente del tutto sottotono. Siamo passati oggi a fare 2 riprese e si sta scoperchiando anche la parte di copertura, si sta scoperchiando sempre di più. Vorrei ricordare che quando c'è stata la famosa storia dell'impianto di GPL, dove il buon Roberto Boscolo e l'eccelsa Maria Rosa Boscolo, con prima no Mose, dopo no GPL, hanno fatto la fine del mondo dicendo che inquinava eccetera, l'impianto di GPL non inquinava un piffero, perché il GPL è un gas che, tra l'altro, come gas da autotrazione, è quello che ha il minore uscita di gas nocivo per l'atmosfera, cioè proprio non inquina rispetto alla macchina a benzina normale, diesel e altro, inquina per il 10%, una cosa del genere.
E lì hanno fatto la guerra, sono riusciti a bloccarlo, ci è costata come Stato 30 milioni di euro di risarcimento alla Socogas, che non gli basta perché gli vogliono hanno speso almeno 40 milioni di euro, e in più rimane là perché per smantellarlo ci vorranno al minimo altri 4-5 milioni di euro. Ecco. Quindi dell'impianto GPL hanno fatto la guerra pur di tornare in consiglio comunale e gli hanno dato retta a tutti, tra l'altro. Per quanto riguarda quella discarica, che adesso non sappiamo se questa soluzione sarcofago sia vera, aspettiamo ulteriori aggiornamenti. Sappiamo che il sindaco fa le cose perfettamente, bravissimo, eccelso, il miglior sindaco che questa città abbia mai avuto. Staremo a vedere cosa succede. Siamo col professor Dino Memmo, artista locale, alla esposizione che sta tenendo una sua personale che percorre tutta la sua vicenda artistica al tempietto di San Martino in piazza al Duomo a Chioggia. E cosa significa per te questa mostra? Questa mostra significa un traguardo importante, nel senso che considerare 60 anni di attività non è una cosa che capita tutti i giorni, e molti amici, collezionisti così mi hanno spronato a ricordare questo momento, A ripercorrere esattamente questa vicenda artistica, e dopo insomma ho ceduto, e allora anche con l'aiuto dell'amministrazione, devo riconoscere, e anche con quella della fondazione dei Santi Felice Fortunato. Comunque sia, ecco, sono stato così invitato a estendere alla città questa mia vicenda, cominciando proprio dalle origini, perlomeno dalla prima mostra che io ho svolto a Padova nel 1964, ecco, che riguardava proprio la prima fase delle marine, dei silenzi, eccetera. Ecco. Dopodiché si è svolto nel tempo tutto un processo di trasformazione, fino a giungere anche ad un momento molto importante per me, quello dell'acqua nell'acqua, che qui stiamo vedendo, e che rappresenta effettivamente una novità, per modo di dire, perché l'acqua in fondo è stato sempre un filo conduttore nelle mie ricerche, ma in questo caso l'acqua assume un valore anche profondamente simbolico, nel senso che se noi consideriamo da dove siamo nati, l'acqua dell'utero materno, siamo composti in gran parte d'acqua, la terra altrettanto, quindi il rapporto, perché il titolo Acqua nell'acqua? Perché siamo esseri che vivono, siamo esseri composti d'acqua che vivono nell'acqua, e quindi ho cercato di trattare alcuni momenti che riguardano questa simbiosi fra l'umanità, fra l'uomo e l'elemento marino. Infatti in questo caso non è un'acqua vista da fuori, ma un'acqua vista da dentro. Esattamente. Un'introspezione. E anche col suo valore purificante, religioso se vogliamo, a cominciare dalle acque lustrali della classicità romana e greca fino alla trasformazione nella religiosità cristiana, nel battesimo che purifica, e poi anche sotto altri aspetti, per esempio cominciando dall'acqua della Bibbia, diluvio universale che purifica l'umanità, e se ricordiamo anche l'acqua manzoniana che purifica dalla peste durante, come sappiamo, ecco, quindi è un ritorno alle origini. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora,
Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.